Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. In apertura questa sera il sequestro di Piazza Bilotti, sigilli questa mattina della Guardia di Finanza, l'operazione denominata Piazza Sicura della distrettuale di Catanzaro. 13 gli indagati, coinvolto il primo cittadino della città dei Bruzzi, Mario Chiuto, che in una nota precisa Piazza Bilotti è stata ed è sicura. Chiesto il dissequestro, vediamo. Non basterà la fine del lockdown per rivedere Piazza Bilotti, se non affollata almeno gremita. A distanziare la città dalla piazza centrale di Cosenza, queste transenne e questi nastri, la piazza è stata messa sotto sequestro. L'operazione si chiama Piazza Sicura. Il provvedimento è stato adottato nell'ambito delle indagini sulla gestione dell'appalto per la riqualificazione e rifunzionalizzazione ricreativo-culturale di Piazza Bilotti e la realizzazione di un parcheggio interrato del valore di 15 milioni di euro, di cui 11 di finanziamento pubblico e quasi 4 a carico del privato. Le ipotesi di reato per amministratori, imprenditori, professionisti e dirigenti sono a vario titolo quelle di falsità materiale e ideologica in atti pubblici, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, mancanza di certificato di collaudo e con la previsione per uno degli indagati dell'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare le attività della cosca Mutuo di Cetraro. Tra i 13 indagati c'è anche il sindaco di Cosenza Mario Chiuto. Le indagini, condotte dal sostituto procuratore Veronica Calcagno con il coordinamento del procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e del procuratore Nicola Gratteri, sono state svolte mediante intercettazioni e riscontri documentali che hanno permesso di delineare le ipotesi di plumi di reati di falso finalizzati ai finanziamenti per lavori complementari e per il rilascio del certificato di collaudo, di rivelazione di segreto posta in essere da un pubblico dipendente in relazione alle attività ispettive che dovevano essere avviate sul cantiere e affidamento e frammentazione di incarichi sotto soglia in modo da aggirare gli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di appalti. Dall'indagine è emerso inoltre che la cerimonia di inaugurazione della piazza, al termine dei lavori di riqualificazione, avvenuto il 17 settembre 2016 con la presenza di migliaia di persone, è stata tenuta in mancanza del certificato di collaudo, condizione imprescindibile all'apertura al pubblico dell'opera. Inoltre, il collaudo, formalmente eseguito in data successiva all'evento inaugurale, ovvero il 30 dicembre 2016, dalla ricostruzione investigativa risulta effettuato sulla scorta di un certificato ritenuto ideologicamente falso, nel quale è stata attestata la corretta esecuzione delle opere a fronte di fessure e crateri riscontrate sulle travi portanti della piazza, non ancora effettivamente riparate a quella data. Secondo quanto è emerso, ciò sarebbe scaturito dalla necessità di venire incontro alle richieste dell'amministrazione comunale di Cosenza, legate anche alla volontà di non spostare in altro luogo il concerto di fine anno 2016, evento poi effettivamente tenutosi. Mi è stato notificato un avviso di sequestro di Piazza Bilotti. In riferimento a presunte irregolarità nel procedimento di collaudo completato circa 4 anni fa. La piazza era un impraticabile parcheggio all'aperto, lo sappiamo, un luogo indecoroso e invivibile che è stato rigenerato ed è diventato un centro di socializzazione e di cultura cittadina e che da 4 anni ormai è sede di numerosi eventi e di manifestazioni pubbliche. Il mio coinvolgimento si limita ad un'azione di sollecitazione, di impulso. Ho incalzato i tecnici, gli ingegneri che dovevano produrre gli atti per fare in modo che la piazza fosse resa fruibile ai cittadini e l'ho sempre fatto salvaguardando la tutela e la sicurezza pubblica. Sarei stato un folle se avessi fatto altrimenti. Anzi, posso dare ampia rassicurazione ai cittadini che la piazza era ed è sicura perché possiede tutti i requisiti funzionali e strutturali che sono previsti negli atti del collaudo. Ho incaricato gli avvocati per la richiesta di dissequestro e ho piena fiducia nella magistratura che è vincolata all'obbligo dell'azione penale, ma devo far emergere che anche questo procedimento è la conseguenza di una strategia mirata da parte di alcuni avversari politici che occupano oggi posizioni di potere forte e che denunciano, anche in questo caso lo hanno fatto, tutte le azioni che noi compiamo perché ostacolano la rinascita di questa città.
Apriamo adesso l'ampia pagina dedicata al coronavirus con il consueto bollettino della regione. Oggi 10 nuovi positivi, pesa però il caso di Villa Torano. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 26.811 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.079 più 10 rispetto a ieri. Quelle negative sono 25.732. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 49 in reparto, 2 in rianimazione, 84 in isolamento domiciliare, 45 guariti, 29 deceduti. Cosenza 32 in reparto, 3 in rianimazione, 332 in isolamento domiciliare, 46 guariti, 25 deceduti. Reggio Calabria 27 in reparto, 2 in rianimazione, 154 in isolamento domiciliare, 50 guariti, 15 deceduti. Crotone 13 in reparto, 67 in isolamento domiciliare, 26 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 2 in reparto, 54 in isolamento domiciliare, 11 guariti, 5 deceduti. Per quanto concerne la RSA Torano, il totale dei contagi aggiornato alla data odierna è di 126, di cui 36 pazienti, 42 operatori sanitari e 48 contatti. Dei casi accertati dall'ASP di Cosenza nell'ultima settimana, 48 sono riconducibili al focolaio di Torano. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.660, così distribuiti: Cosenza 1.414, Crotone 1.604, Catanzaro 1.785, Vibo Valentia 344, Reggio Calabria 1.513. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.175. E buone notizie arrivano dall'Annunziata di Cosenza, dove un paziente è stato estubato, 3 invece sono guariti e sono tornati a casa. Tra loro c'è anche il sindaco di Rogliano. Vediamo. Una bella giornata all'Annunziata di Cosenza sul fronte coronavirus. Un paziente è stato estubato e le sue condizioni sono buone. L'uomo ricoverato in terapia intensiva ha superato la sindrome respiratoria grave nonostante un quadro poco rassicurante, in quanto affetto da diabete, ipertensione e obesità. Ha vinto la sua battaglia e anche i medici hanno esultato. L'uomo era arrivato in ospedale il 5 aprile scorso, positivo al Covid. È stato dapprima ricoverato in pneumologia, poi il progressivo peggioramento delle condizioni e il trasferimento in terapia intensiva per poter essere sottoposto a trattamento di ventilazione invasiva tramite intubazione. Abbiamo somministrato la terapia, dice il primario Pino Pasqua. Il paziente è stato trattato con i farmaci sperimentali. I primi giorni le sue condizioni erano stazionarie, poi timidi segnali di ripresa e di miglioramento che ci hanno consentito di estubarlo e posto il respiro spontaneo con l'ausilio di alti flussi. L'uomo oggi è in buone condizioni e nei prossimi giorni sarà trasferito in reparto. E non è la sola buona notizia dall'ospedale Bruzio. Sono stati infatti dimessi, dunque guariti da coronavirus, 3 pazienti, tra i quali il sindaco di Rogliano Giovanni Altomare, che in un post su Facebook scrive: dopo 9 giorni di malattia a casa e 33 in ospedale mi sento salvo, continuerò a pregare con tutto me stesso. E auguri chiaramente al sindaco di Rogliano Giovanni Altomare. Oggi tra l'altro per Rogliano arriva un'altra buona notizia: dal 27 non sarà più zona rossa. C'è un'ordinanza della Regione Calabria firmata dalla Presidente Santelli con la quale si prorogano soltanto 4 delle zone rosse, e sono esattamente Oriolo, Torano, San Lucido e Melito Portosalvo. Questi comuni che resteranno zone rosse fino al 3 maggio 2020. Con la stessa ordinanza invece la governatrice dispone che non siano più zone rosse proprio a partire dal 27 aprile Montebello Ionico, siamo in provincia di Reggio Calabria, Cutro nel Crotonese, Rogliano Bocchigliero in provincia di Cosenza, Serra San Bruno e Fabrizia in provincia di Vibo e Chiaravalle
centrale. Cambiamo argomento, o meglio, vi raccontiamo una storia sempre legata al coronavirus, quella di un sindaco, il sindaco di Botricello. Lui si chiama Michelangelo Ciurleu, un cardiologo in pensione che ha risposto all'appello della Protezione Civile. Per 21 giorni ha indossato di nuovo il camice bianco per dare una mano ai medici della struttura sanitaria Covid-19 in Emilia-Romagna. Adesso il sindaco cardiologo è tornato a casa e ha raccontato la sua esperienza. Sentiamo. Per 21 giorni Michelangelo Ciurleu, 63 anni, sindaco di Botricello, cardiologo in pensione, è tornato ad indossare il camice per dare una mano ai suoi colleghi delle regioni del nord. Ha risposto all'appello della Protezione Civile per far fronte all'emergenza coronavirus, così ha lasciato il centro della costa ionica catanzarese per raggiungere una struttura sanitaria Covid-19 in Emilia-Romagna. È tornato a fare il medico nel reparto dell'ospedale di Mirandola, in provincia di Modena. Adesso il sindaco cardiologo è tornato in Calabria e racconta la sua esperienza nella struttura sanitaria dedicata ai pazienti Covid. È stata un'esperienza esaltante dal punto di vista umano e dal punto di vista professionale. La situazione era una situazione caratterizzata da 6 reparti, di cui 4 interamente Covid, un reparto sospetto Covid e un reparto, diciamo, di patologie normali, perché anche in questo periodo ci sono sempre i malati normali. Era ben organizzata, come dicevo prima, la situazione, e io ho dato una mano, ho dato un contributo lavorando il giorno di Pasqua, il giorno di Pasquetta, il giorno di Sabato Santo, il Venerdì Santo, e cercando di far prendere un po' di respiro a dei colleghi che erano ormai stremati da mesi di lavoro continuato. Lavoravo in ospedale 6, 7, 8 ore al giorno, poi rientravo in una camera di albergo dove stavo tutta la giornata chiuso, perché non potevo andare né in giro né avere contatti con altre persone, in quanto lavorando in un reparto ad alto rischio c'era la possibilità di infettarmi e di infettare altre persone. La paura c'è stata, la paura è un qualcosa che noi ci portiamo dentro, ma la paura ci serve per far sì che migliori l'attenzione, migliori la vigilanza e che si possano evitare dei problemi e dei pericoli. A Mirtocrosia, dove è arrivata la notizia che ha spaventato gli abitanti, lo ricordiamo, la cittadina sullo Ionio Cosentino finora non era stata toccata dal coronavirus. Il primo caso c'è stato ed è stato confermato dal sindaco. Vediamo. Primo caso accertato di coronavirus a Mirtocrosia sullo Ionio Cosentino. Si tratta di una donna, una 71enne, che avrebbe avuto contatti con il figlio residente fuori regione. Il sindaco della cittadina della Valle del Trionto conferma la positività dell'anziana e rassicura i cittadini. Oggi al risultato ottenuto da parte dell'azienda sanitaria della positività abbiamo attivato il protocollo che prevede diciamo la direttiva sanitaria, per cui l'abbiamo messo in quarantena non solo la signora che è rimasta ancora a casa e anche i familiari, e saranno effettuati dei tamponi anche sui familiari da parte dell'azienda sanitaria in questi giorni. Quindi tranquillizzo i cittadini sul fatto che è un caso isolato e riteniamo che possa rimanere ancora oggi per il dopo un caso isolato. Facciamo gli auguri alla signora per una pronta guarigione. Lo avevamo detto che poteva accadere un'ipotesi di questo genere, ma noi siamo preparati anche a queste evenienze, quindi tranquillizzo tutti che la situazione è sotto controllo e ritorneremo alla normalità nei prossimi giorni. Invito tutti quindi a rimanere a casa, invito anche chi ha familiari fuori regione a non farli venire, perché sono casi che possono succedere, quindi invito tutti a essere ancora di più responsabili verso questo nemico invisibile. E guardiamo tutti alla fase 2, ormai è conto alla rovescia, ma non tutti riusciranno ad aprire, ci sono tanti problemi, come ci testimonia questo appello di una commerciante a Cosenza che ha inviato al nostro TG. Sentiamo. Io sono Maria, titolare di una piccola attività a Cosenza, un bar, che purtroppo è 1 mese e mezzo che ci hanno chiuso e che non percepiamo nessun tipo di reddito. Niente, praticamente la nostra unica speranza era quella di poter
usufruire dell'indennità delle 600 euro che a mio malgrado mi è stata rifiutata. Motivo? Percepisco una pensione di 120 euro per dei problemi di salute e quindi io non ne faccio parte. Ok, dovrei mandare avanti una famiglia, dovrei riaprire il mio bar il giorno 18 di maggio con le 120 euro. Quindi il mio grido di aiuto a chi di competenza, svegliatevi, cercate di darci una mano, perché io sarò una delle prime, insieme a me tanti, che quella porta del mio bar non si potrà mai più riaprire. Perché? Perché non abbiamo avuto nessun tipo di aiuto, perché io con 120 euro non riesco ad andare da nessuna parte. Siamo soli e soli rimarremo. A Montalto Fugo adesso, dove su diversi punti del territorio comunale sono quotidiani i controlli per il rispetto delle disposizioni per contenere la diffusione del coronavirus. Vediamo. I vigili urbani e gli uomini della protezione civile comunale controllano le autocertificazioni. Siamo a Montalto Fugo, nel centro della Media Valle Crati. I controlli sono quotidiani. Su diversi punti del territorio comunale vengono effettuati posti di controllo anche da carabinieri e dai carabinieri forestali. Io partecipo ai controlli quasi quotidianamente, abbiamo un po' di movimento in ingresso al mattino soprattutto. Quando la gente viene a lavorare su Montalto o la gente di Montalto va verso Rende, verso Cosenza a lavorare, però complessivamente diciamo che va abbastanza bene, assembramenti non ce ne sono, stiamo facendo i controlli soprattutto di domenica, perché di domenica è inibito qualsiasi tipo di circolazione e di domenica devo dire che stiamo elevando parecchie multe. Montalto Fugo però sta vivendo anche momenti di forte apprensione per il caso di Villa Torano. Alcuni dipendenti dell'RSA infatti risiedono proprio a Montalto Fugo e alcuni di loro sono risultati positivi al coronavirus. Fino a 10 giorni fa costituivamo un'isola felice perché avevamo avuto soltanto un caso di positività, il carabiniere che è di Stanza a Rogliano, che adesso è guarito. E quindi praticamente ci ritenevamo veramente molto fortunati. Poi è scoppiato questo bubbone di Villa Torano. Io mi auguro che la magistratura faccia il suo corso in questi accertamenti in cui sta procedendo, e abbiamo dei dipendenti che lavorano lì e che abitano su Montalto Fugo. In questo momento complessivamente abbiamo 9 casi di positività, però io ritengo che tutto sommato siamo anche abbastanza fortunati perché il focolaio è unico. Sarebbe stata una cosa molto più pericolosa se questi positivi fossero venuti da più focolai non individuabili, avremmo avuto più problemi. Invece fortunatamente la situazione è molto sotto controllo, sono praticamente tutti asintomatici. Ci spostiamo a Tropea, dove il sindaco con un'ordinanza ha disposto la chiusura nei giorni festivi del porto e del litorale. Vediamo. Il sindaco di Tropea chiude il porto e tutto il litorale, lo aveva già fatto per le festività pasquali e l'ordinanza prevede la chiusura anche per il 25 e il 26 di aprile, ma non solo, si punta anche al 1° maggio. Si tratta di un provvedimento che abbiamo ritenuto opportuno, non necessario ma opportuno per mettere porre l'accento sulla necessità di continuare ancora fino a quando non ci sarà una chiara linea da parte del governo su quella che sarà la fine del turismo, far capire che in questa fase Tropea non può essere fruita da tutti coloro che la amano e vorrebbero trascorrere una giornata di vacanza nella nostra splendida terra. Ma Giovanni Macri si dice preoccupato per le ricadute che avrà l'emergenza Covid sul turismo della città che amministra. Tropea non abbiamo avuto nessun caso da quando è scoppiata l'emergenza, ma questo non è meglio non averne che ne averne, direbbe Catalano, ma voglio dire non è quello il problema. Il problema, la situazione, la problematica è riuscire a trattare i casi in modo adeguato. Purtroppo con questo virus ci dovremo convivere, quindi non possiamo pensare che non avere un caso significa essere
a posto. Se uno apre le porte, una città come Tropea apre le porte al turismo, va da sé che i rischi di contagio andranno a aumentare in modo esponenziale. Quindi non è quello che mi preoccupa, mi preoccupano invece le indicazioni che dovrebbe dare l'autorità centrale su come eventualmente si andranno a trattare casi di coronavirus all'interno di strutture, all'interno di ristoranti, all'interno di una piccola comunità come quella di Tropea. Vi ricordo, Tropea ha un territorio di 3,5 km e mezzo che è pieno d'estate, e l'estate di Tropea non è l'estate di altre calabresi, con tutto il rispetto, è un'estate che inizia a metà marzo per arrivare fino ai primi di novembre. Quindi sono 7 piuttosto che 8, anzi addirittura l'anno scorso abbiamo anche centrato il Natale. Quindi abbiamo numeri molto importanti, e quindi se non si sa, il governo non ci dice cosa fare nel caso in cui si verifichi un possibile caso di contagio all'interno della nostra comunità, quali sono le misure da adottare, quali sono le misure che deve adottare un ristoratore per poter servire i propri clienti, quali sono le misure che deve adottare il sindaco per evitare che per esempio il borgo sia un campo, un assembramento di persone, una calca di persone. Insomma, è inutile che parliamo di turismo. Purtroppo il governo ancora non ha dato una risposta chiara all'interrogativo che avevo già posto: turismo sì, turismo no. Quello che vedo è un brancolare nel buio, e le misure che timidamente prendono forma o accennate, ecco, forse questo timido è dovuto al fatto che chi le propone forse si vergogna pure di quello che dice, dimostra che questo governo e le task force forse insomma non hanno ancora un'idea di quello che è l'Italia, di quello che è il turismo, di quello che è l'economia, di quella che è la bomba sociale che sta per esplodere se non diamo risposte alle migliaia di lavoratori precari del turismo stagionali che iniziano a patire gli effetti del Covid. E come vedete sono tante le domande che aspettano delle risposte, anche noi ce le siamo poste alcune, ad esempio come avviene il ritiro dei rifiuti per chi è in isolamento domiciliare perché è positivo al coronavirus. Ne abbiamo parlato con il responsabile del servizio di protezione e prevenzione della Calabria Maceri, Andrea Pellicori. Sentiamo. Come avviene la raccolta dei rifiuti in questo periodo di emergenza Covid? La raccolta differenziata prosegue nei comuni calabresi, ma come avviene il ritiro per chi è in isolamento domiciliare perché è risultato positivo al coronavirus? Quali sono le procedure? Secondo le disposizioni del protocollo nazionale abbiamo preparato una procedura assieme ai comuni per i quali svolgiamo i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti. I comuni ci forniscono un elenco aggiornato delle utenze in quarantena. Queste utenze vengono avvisate e istruite su come gestire per l'appunto questi rifiuti. Questi rifiuti vengono gestiti come rifiuti indifferenziati e vengono riposti in un doppio sacco nero, e nei giorni prestabiliti di raccolta vengono posti sul pianerottolo della propria abitazione, dove un nostro operatore con tutti i dispositivi di protezione individuali si appresterà alla raccolta. La raccolta consiste nell'igienizzare prima di prendere questi sacchi con degli appositi sanificanti, dopodiché verranno riposti in un mezzo che è dedicato solo ed esclusivamente alla raccolta per l'appunto dei rifiuti provenienti da soggetti in quarantena. Dopodiché vengono portati presso il nostro impianto, dove vi è un'area che viene gestita solo ed esclusivamente per quanto riguarda appunto il trattamento dei rifiuti provenienti da queste utenze. Mascherine distribuite gratuitamente, soprattutto alle persone bisognose, è un'iniziativa di una farmacia a Cosenza che ha messo a disposizione questi primi dispositivi di prevenzione. Vediamo. Sono introvabili e dai prezzi altissimi. Le mascherine sono i primi dispositivi di protezione individuale e andrebbero distribuite gratuitamente a tutta la popolazione, in particolare ai più bisognosi, e così una farmacia di Cosenza, la Berardelli, le ha donate gratuitamente a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Lo abbiamo fatto perché intanto pensiamo che a monte lo Stato doveva rifornire le farmacie per
destinare poi queste mascherine a tutto il popolo, cosa che invece non è stata fatta. Giustamente la Protezione Civile va a rifornire gli ospedali e i centri, insomma, sanitari in qualche modo. Per cui, essendo proprio di fronte alla difficoltà di molte persone di poter acquistare delle mascherine che ormai sono diventate essenziali, no? Ho deciso a un certo punto di dire vabbè, cominciamo a darle gratuitamente, almeno quelle chirurgiche, e così è stato. Ovviamente questa cosa poi si è amplificata in qualche modo, quindi abbiamo avuto richieste, tant'è vero che in 2 giorni abbiamo esaurito più di 1000 mascherine. Adesso rifaremo un altro insomma, ordine e cercheremo di averle e di andare sempre incontro a chi ne ha bisogno. Ecco. Non è un'operazione di marketing, ci tengono a sottolinearlo, ma un aiuto concreto per chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, e mentre c'è chi specula sui bisogni, c'è anche chi ha il cuore grande. Le mascherine dovrebbero essere equiparate ai generi di prima necessità, quindi ai farmaci di prima necessità. E quindi abbassare l'IVA e sicuramente abbassare i prezzi proprio dal fornitore. Io guardi, per molto tempo non ho avuto le mascherine, addirittura non ce l'avevo io le mascherine, perché mi sono rifiutata di comprare dai fornitori mascherine a prezzi esorbitanti. Cioè in questo momento di bisogno di una popolazione con una pandemia sociale e non solo sanitaria, alzare il prezzo delle mascherine mi sembra veramente assurdo, per cui non ho voluto rientrare in questo mercato, no? E non ho avuto le mascherine fino a quando in qualche modo i prezzi non si sono abbassati. E come non essere d'accordo? Adesso la cronaca ci porta a Reggio, vediamo. Era monitorato da tempo dai carabinieri, i quali hanno accertato un pericoloso percorso di radicalizzazione, confermato dal fatto che tempo fa, dopo aver espiato una pena, aveva promesso di compiere un attentato terroristico in Italia e minacciato di morte un magistrato. Per l'egiziano HA sono state rese note solo le iniziali delle sue generalità, 43 anni, è stato deciso un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani. L'uomo, durante la permanenza in un centro di accoglienza, era entrato in contatto con Anis Amri, 38 anni, di nazionalità tunisina, noto per avere perpetrato l'attentato ai mercatini di Berlino nel dicembre 2016. Particolare che, collegato alla malsana esperienza ideologica maturata dal 43enne egiziano in modo graduale, ha fatto dell'uomo un soggetto di assoluto interesse investigativo. HA è stato trasferito nel centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio a Potenza in attesa del completamento della procedura di espulsione. Non potrà rientrare in Italia per i prossimi 10 anni. Prove di ritorno alla normalità ad Altomonte, dove è stato celebrato un matrimonio civile. Vediamo. Petia e Franco sposi ad Altomonte. Il rito civile è stato officiato dal sindaco Gianpietro Coppola con tutte le sicurezze del caso nel chiostro del complesso di San Francesco, dove ha sede anche il municipio. Una cerimonia sobria, come vogliono le regole fissate a seguito dell'emergenza coronavirus. Un evento naturalmente molto sentito dagli sposi, lui di Altomonte, lei di origini bulgare, ai quali vanno i nostri auguri. Ma la cerimonia ha anche una forte valenza per la comunità di Altomonte, borgo votato al turismo e nel quale vengono celebrati ogni anno centinaia di matrimoni, una comunità che è pronta a riprendere la sua strada. Altomonte riparte, superata la fase dell'emergenza alla quale il nostro comune ha lavorato attentamente. Ricordiamo che Altomonte ha rischiato di essere chiuso come zona rossa, noi ci prepariamo già al futuro. Altomonte è sempre stato il paese del turismo, il paese dei matrimoni. Ci rilanceremo in questa fase anche per queste attività che tradizionalmente sostengono la nostra economia. Quest'estate, se sarà consentito, cerimonie e matrimoni riprenderanno. Il Comune metterà a disposizione dei nostri operatori turistici e dei ristoratori le sue bellissime strade, le sue bellissime piazze, i suoi bellissimi angoli e scorci del centro storico, perché diventino tanti ristoranti all'aperto, tante sale di ricevimento all'aperto. Bisogna ripartire con positività, le istituzioni superiori ci sostengano. E adesso la rubrica che chiude di solito il nostro TG con il mondo che verrà. Vediamo.
Cosa accadrà dopo la situazione di emergenza? Difficile a dirsi, le previsioni sono sempre sbagliate o facilmente sbagliate. Possiamo però apprendere degli insegnamenti che ci vengono da questa esperienza che la storia ci sta impartendo. Il primo insegnamento riguarda la differenza fatta dai governi. Non tutti i governi hanno reagito allo stesso modo, gli effetti e l'efficacia degli interventi governativi sono stati differenti, il che significa che i governi contano e non è vero che tutto dipende dal mercato e dall'economia. L'assetto istituzionale genera economia e genera mercato. Il secondo punto riguarda l'intelligenza artificiale. Essa ha dato ottima prova di sé, ha consentito all'Italia di proseguire per buona parte delle sue attività e deve essere potenziata, valorizzata nel prossimo futuro anche nella fase di normalizzazione, perché le condizioni applicative dell'intelligenza artificiale, i segmenti di applicazione sono notevoli e vanno presi altamente in considerazione per il progresso e lo sviluppo del Paese. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Dall'immagine scattata dal satellite sull'Europa osserviamo spazi sereni sempre più ampi, sintomo dell'aumento di pressione che nelle prossime ore apporterà un graduale miglioramento del tempo anche in Calabria. Domani sereno o poco nuvoloso ovunque con temperature in aumento nei valori massimi. Passiamo a mari e venti, domani mari calmi o poco mossi con venti deboli dai quadranti occidentali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento.